Nella notte tra mercoledì e giovedì, attorno alle 2:30, un uomo con pizzetto ha ripetutamente calciato la porta d'entrata della pizzeria Scuffiot, quella che c'è a San Felice. Dopo aver forzato il serramento, spaccato la vetrata, è riuscito ad entrare impossessandosi di ben 15,15 €. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'uomo in pieno volto. Nonostante l'immagine sia sfocata, chi ha visto il video riferisce che l'uomo appare stravolto e sicuramente in preda a una crisi di droga. Questo ennesimo furto, che ha causato un danno di almeno 500 € al proprietario, di cui questo si è portato a casa la somma importante, tra virgolette, di 15 €, riflette il persistere del problema della droga nella nostra comunità. Sebbene possa sembrare meno grave rispetto ad altre realtà, basta fare un confronto con quanto succede nel veneziano per poter continuare a ritenere Chioggia un'isola felice. Il consumo di droga resta un problema drammatico. Purtroppo, da molti mesi non ci sono stati arresti di spacciatori e sequestri significativi di droga, ma di sicuro il consumo dei stupefacenti si è certamente ridotto. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.